Gambellini ne è il presidente. C'è un argomento che gli sta a cuore in questo momento? Beh, ce n'è più di uno veramente. Uno purtroppo l'ho sentito prima, che riguarda lo spaccio davanti alle scuole. Come Aquile del Friuli e anche come opinione personale direi che è una vergogna e sinceramente mi vergogno di avere dei professori e dei maestri che chiudono un occhio in questo senso, perché se è vero che l'educazione deve arrivare dalla famiglia, è altrettanto vero che anche chi insegna nelle scuole deve impegnarsi in questo senso. Sono d'accordo con lei, direttore, chi viene pescato a fare queste operazioni deve essere rispedito immediatamente a casa sua, in un modo o nell'altro. Questo intanto è un punto, che è il punto sulla sicurezza, e noi come Aquile del Friuli ci teniamo particolarmente. Vorremmo riportare il Friuli e quindi le nostre 3 province a vivere in modo molto più sereno nelle nostre case e nelle nostre aziende. E poi l'altro è sicuramente quello che vediamo in questi giorni, di cui anche lei recentemente ne ha parlato, è l'accaparrarsi del trasporto pubblico della regione da parte di aziende extraregionali. Fino all'anno scorso abbiamo fatto un'esperienza, perlomeno in provincia di Udine, in parte anche qui a Pordenone, relativamente alla gestione dell'autotrasporto su gomma da parte di una società controllata a sua volta da una società tedesca. E i risultati erano ottimi perché tutto sommato puntualità, pulizia e rispetto degli orari. Immagino da quanto si riesce a percepire che se andrà in porto questa operazione di gnam gnam, alla fine chi governerà il trasporto pubblico regionale potrebbe essere in qualche modo Trenitalia o qualche sua società. Direi che vedendo come vanno i trasporti ferroviari in regione gestiti da Trenitalia rispetto ad altre realtà fuori confine, saremmo proprio messi male. Io faccio un esempio molto stupido, però rende l'idea. I treni da Pordenone a Udine a Gorizia sono costantemente in ritardo, che ne dica l'assessore, che sinceramente è leggermente di parte. Io vedo che a Udine ogni giorno la corriera dell'OBB austriaca alle 8:30, correndo in autostrada e su strada, quindi con tutti i problemi del traffico, è puntualmente lì. Sì. Allora c'è una differenza, certo. E se vogliamo andare in Europa andiamo in Europa, non andiamo in Nord Africa. Questo è il nostro pensiero. Grazie Luigi Grazie Gambellini, a voi. presidente di Aquile del Friuli. Allora.